24 ore per parlare con esperti di ogni singolo settore, incontrare professionisti del marketing, della ricerca, dell'innovazione, da Veneto Agricoltura ad Avepa, passando attraverso tutti i settori tecnici della Regione Veneto. L'Open Day Forum Giovani dedicato al mondo dell'agricoltura quest'anno ha un contenuto molto concreto, perché tra qualche mese arriveranno i fondi del nuovo piano di sviluppo rurale e dopo l'estate sicuramente anche i bandi relativi ai progetti da presentare, e a giudicare dalla presenza di giovani, più di 600 nei vari appuntamenti alla Corte Benedettina di Legnaro, è stato un vero successo. La scelta strategica del nuovo piano di sviluppo rurale 2014-2020 per i giovani, solo perché possano entrare nel mondo dell'agricoltura, mette a disposizione loro 100 milioni di euro, più 50% di contributo a fondo perduto sugli investimenti che faranno sulle loro aziende. A fianco delle opportunità finanziarie c'è anche una rete di consulenti e di finanziati dalla Regione Veneto che possono in qualche modo accompagnare il giovane all'entrata in questo settore. Al mattino incontri di orientamento dedicati alle scuole superiori per presentare le opportunità offerte dal mondo agricolo, non solo in ambito tradizionale, nuove professioni, dalla guida naturalistica a figure professionali tecniche per settori specialistici, dal vitivinicolo alla trasformazione dei prodotti. Ma a quanto pare questi ragazzi sono ancora attratti dalla figura dell'agricoltore a contatto con la natura. Crediamo nel vino e vogliamo spingere per il vino. Credete, siete 3 amici, vedo qui, un gruppetto, volete fondare un'azienda voi 3? Potrebbe essere un'idea metterci assieme, anche perché come classe abbiamo già avuto un'esperienza di cooperazione, quindi abbiamo già delle basi insomma su come lavorare insieme. Ecco. In effetti sarebbe un'idea utilizzare questi finanziamenti per cominciare quella che potrebbe essere un'attività di cooperazione. Molto più innovative le proposte degli studenti universitari, protagonisti della seconda sessione pomeridiana, con la testimonianza di alcuni giovani che hanno già avviato la propria impresa. E poi spazio alla fantasia, con molte proposte nel segno dell'innovazione. Infatti in futuro vorrei aprirmi anche un'azienda, quindi sarei interessata molto a seguire questi topic, diciamo. Che ambito quindi? Della mia azienda futura? Insetti, un'azienda di insetti. Io sono più interessata al settore delle vacche da latte e penso che questa occasione sia un'opportunità per approfondire meglio il settore e per capire quali sono i nuovi sbocchi, diciamo, per noi.